esclusa la circostanza aggravante di cui l'articolo 577 numero 3 codice penale e applicate le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis codice penale ritenute equivalenti alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 29 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Non è l'ergastolo con isolamento diurno chiesto dalla pubblica accusa, ma la condanna a 29 anni di reclusione pronunciata a ridosso del mezzogiorno dalla Corte d'Assise trevigiana è comunque pesante. Lo sguardo di Branko Đurđević, 39 anni, dice tutto prima di ritornare in carcere a Venezia. I fatti sono quelli sanguinosi e drammatici dell'8 febbraio 2021, quando in Borgo Capriolo, zona Santabona, l'uomo ferì a colpi di pistola Domenico Gioco Đurđević, 53 anni, morto dopo alcune settimane di agonia al Cafoncello. Per tutti era lo zio, in realtà vittima e carnefice erano cugini. Sullo sfondo una storia familiare complicata e la gestione di una bambina, figlia della compagna di Branco e nipote di Gioco. In aula, così come all'esterno, le due famiglie di origine rom, quasi due fazioni scortate da polizia e carabinieri. Non sono mancate frasi forti e momenti di tensione, come quando Sharon, la compagna di Branco, si è rivolta ai familiari della vittima, tra questi anche Riccardo, figlio di Gioco e padre della bimba contesa, uscito dal carcere di Santabona nelle scorse ore. Siete contenti adesso che vi rovinato la vita? Ma ci hanno rovinato, ci hanno perquisito tutta la vita. Neanche uno deve uscire dal carcere, si impicca! Riconosciuto il tentato omicidio nei confronti di Vera Ola e di Giampiero Petricciolo, rispettivamente figlia e genero della vittima, che il giorno della sparatoria lo accompagnarono ad affrontare il parente. Branco invece è stato prosciolto dal tentato omicidio dell'altra figlia di Gioco, Samantha, saltata l'aggravante della premeditazione. Non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Certamente. Partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. La difesa nel corso del processo aveva sostenuto l'eccesso di legittima difesa da parte di Branco, chiedendo anche di considerare l'attenuante della cosiddetta provocazione per accumulo. Le tensioni a Borgo Capriolo erano all'ordine del giorno. Per la parte civile invece giustizia è fatta. Credo che l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema enorme gravità di quanto è avvenuto